È emergenza cassa integrazione in deroga, lo dichiara l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che ha incontrato il sottosegretario del Ministero al lavoro Carlo Della Ringa per chiedere ulteriori fondi per chiudere i pagamenti del 2013, ma il vertice è slittato di 15 giorni, deludendo l'assessore. La Donazzan accusa i tecnici del Ministero del Lavoro di non essere adeguatamente informati su questo ammortizzatore sociale che ha avuto un ruolo importante nella gestione della crisi nel Veneto. L'assessore parla di informazioni parziali che finiscono per influenzare le scelte del ministro e del sottosegretario. È da 1 mese e mezzo che la Regione Veneto cerca un contatto con il Ministero. Deve pagare le rate della cassa integrazione in deroga a migliaia di lavoratori, la cui azienda sta attraversando una fase difficile. Nel corso della riunione che si è tenuta ieri a Roma e dove erano rappresentate quasi tutte le regioni italiane, è emersa, secondo la Donazzan, una forte preoccupazione per come il Ministero sta gestendo il fondo e per questo l'assessore ha informato oggi tutti i deputati e i senatori veneti per spiegare l'impatto che ha sul tessuto economico della regione la cassa integrazione in deroga, nella speranza di ottenere i fondi entro breve.